L'agricoltura è uno dei settori più esposti ai cambiamenti climatici. I dati del 2003 sono drammatici, guardate all'incirca in tutta la penisola sono stati oltre 3 miliardi di danni a strutture e coltivazioni. Addirittura sono stati più di 370 gli eventi estremi. Parliamo di questo, quindi siamo andati in campagna in un momento in cui siamo in piena fioritura. Queste sono albicocche in piena fioritura che sono esposte a una possibile, ma speriamo di no, gelata, in quanto purtroppo l'anticipazione della fioritura dovuta anche al caldo che c'è stato negli ultimi mesi, questo ha comportato un anticipo di vegetazione. Mi trovo in Comune di Ravenna, con me Andrea Graziani, un frutticoltore, questo è il suo frutteto, che sta potando, insomma siamo in una fase di potatura. Andrea ha fatto una premessa dicendo che questa vegetazione che è anticipata, no? Vegetazione intesa anche come fioritura, in questo caso del bicocche, comporta l'esposizione al rischio di gelate tardive ed è purtroppo un evento non più diciamo raro, ma ahimè tutti gli anni succede che una qualche burrascata porta anche a mattinate con temperature che scendono al di sotto dello zero. Allora, innanzitutto la tua azienda è un'azienda a tutto campo in termini di produzione frutticola, quindi queste sono albicocche, ma hai anche altre referenze. Allora, quali sono i rischi principali che corre l'agricoltore quando ci sono questi eventi, in modo particolare adesso? Noi abbiamo appunto un'azienda frutticola, viticola, e i cambiamenti climatici che ormai sono sotto gli occhi di tutti, come vediamo, comportano inverni sostanzialmente miti, con anticipi di primavera e dopo con molto probabili ritorno di freddo, cosa che è capitata negli ultimi 4 anni ben tre volte, con in questo caso negli albicocchi l'azzeramento totale della produzione. E, i metodi che abbiamo sono sostanzialmente due. Abbiamo una difesa attiva con metodi che possono essere di vario genere, come metodi di irrigazione sotto chioma, ventoloni, piuttosto che bruciatori ad aria calda, insomma ci sono diversi metodi. Questo non è garanzia comunque o certezza che ti protegge totalmente la produzione dal ritorno di freddo, è un metodo di difesa. Oppure la difesa passiva come le assicurazioni contro il gelo brina in questo caso, che fino a qualche anno fa era possibile fare abbastanza tranquillamente. Poi negli ultimi anni, a partire dallo scorso anno, le compagnie assicurative hanno abbassato il rischio su queste colture e non vogliono più prendersi in carico la catastrofale, perché comunque a loro incide dei risarcimenti molto alti, insomma. Diciamo che purtroppo tutti gli anni succedono questi episodi, questi eventi, quindi il rischio è salito tantissimo, crescono i premi assicurativi e anche difficili da affrontare in termini economici da parte dell'agricoltore. Quindi poi c'è anche un problema, no? Che magari non è risolto se non parzialmente dalla difesa attiva, cioè la mancanza di produzione, una produzione che viene a mancare e quindi intanto c'è un danno importante per l'agricoltore, ma le stesse strutture di trasformazione vedono calare questo prodotto, quindi vuol dire anche un domani vedere arrivare dall'estero prodotto che non è italiano e perdere anche quote di mercato, Andrea. Sì, sì, il rischio è proprio quello. Ormai oggigiorno l'imprenditore è un imprenditore quasi puro, quindi si deve tutelare dal rischio, non è più come in passato. Quindi il fatto della difesa passiva è uno strumento che a noi serve per difenderci, almeno per dare una stabilità al reddito. Poi dopo ovviamente sorge il problema della mancanza del prodotto, speculazioni sul mercato e comunque danni anche per l'indotto, perché comunque le cooperative, le strutture che lavorano i nostri prodotti, insomma la trasformazione, si vedono mancare prodotti che poi devono importare da altri paesi, magari anche con qualche problemino di sanitario, insomma ci possono essere altri problemi. Per poi non arrivare a una delocalizzazione della lavorazione stessa, perché se qui poi il prodotto sparisce,
diventa anche un problema. Rischia di mettere anche un po' a repentaglio quello che è un indotto importante, che specialmente in Romagna è molto attivo, che è quello, diciamo, della frutta, delle strutture cooperative non solo, che rappresenta una fetta importante, insomma, a livello nazionale. Senti Andrea, tu hai qua un impianto irriguo sotto chioma, in questo caso tu adotti questo sistema, fra virgolette, attivo, cioè fai partire l'irrigazione e consente l'abbassamento della temperatura dovuto a un fatto fisico, no? L'acqua che scende, quindi riesce a abbassare anche di uno 0,5, un mezzo punto il grado, diciamo, la temperatura, perché questo è importante anche, delle volte basta un mezzo grado che fa la differenza. Sì, infatti la funzione dell'acqua è proprio quella di riuscire a abbassare di quel grado, 2 gradi, il punto di gelato sostanzialmente. Sono metodi un pochino a rischio, nel senso anche per la cultura stessa, perché comunque se il fenomeno si verifica una nottata o due in una primavera, può starci, poi non è detto che il risultato comunque ci sia, però comunque nel senso che la perdita di prodotto ci può essere ugualmente se gli abbassamenti poi sono importanti come lo scorso anno fino a -6, -7. Quindi... E anche per parecchio tempo, perché questo quasi per 12 ore. Esatto, 12 ore al di sotto dello zero la pianta è messa a dura prova. A dura prova. Perché comunque se la cosa persiste per diverse nottate, come è successo ad esempio nel 2020, dove ci sono state per 15-20 giorni 12-15 gelate, tutta quest'acqua in campo, se non si hanno drenaggi o comunque l'acqua deve correre via, si può andare incontro a asfissia radicale e comunque perdita dell'impianto, soprattutto su drupace, perché magari la cultura delle pomacee, cioè pere o melo, è un pelino più resistente al discorso asfissia. Quindi la drupace, pesco e albicocco sono più sensibili. Deve essere tutta una cosa programmata in fase di impianto, con drenaggi, vie di scolo che devono essere libere, quindi l'acqua deve correre via per fare in modo che ristagni il meno possibile in campo sostanzialmente. Qui sei stato sommerso nel periodo dell'alluvione del maggio dello scorso anno un po' dall'acqua, quindi ci sono stati dei canali che hanno tracimato e hanno compromesso parzialmente il tuo frutteto? Noi qui abbiamo avuto sì acqua per tracimazione dal canale qui Fosso Vetro vicino, abbiamo avuto circa un mezzo metro d'acqua in campo per 5-6 giorni. L'acqua ovviamente era pulita, non era acqua limosa perché comunque veniva da non una rottura da un fiume o quant'altro, ma comunque veniva per tracimazione. Di fatto dei grossi problemi non ne ha dato perché comunque è rimasta a breve tempo e poi è decorsa via. Dopo non ha compromesso. Non ha compromesso, a parte qualche pianta, però comunque è stato, diciamo che su drupace, che era quelle che mi premevano di più, non ci sono stati dei grossi problemi e presumo che anche su pero o comunque sulle pomacee non ci siano dei grossissimi problemi. Andrea, qui ci sono albicocche, ma hai altre referenze, quindi queste sono le prime ad essere potate, oppure hai altri frutteti che hanno bisogno di un intervento di potatura nel breve termine? Sì, dobbiamo ancora potare dei pero, melo, siamo un po' indietro, un po' anche per il discorso manodopera, che facciamo fatica sempre a reperire le figure giuste per effettuare una buona potatura, il solito problema della reperibilità della manodopera, e comunque anche l'anticipo di stagione anche noi ci comporta insomma dei sostanziali ritardi nelle potature, perché comunque la stagione corre e noi più o meno insomma abbiamo sempre quei ritmi. Qui siamo in Romagna, la stagione è anticipata di quanto rispetto allo scorso anno? Ma secondo me da 5-7 giorni potremmo essere in anticipo rispetto alle fioriture su albicocche, in questo caso dell'anno scorso, era un pelino, era venuta qualche giorno dopo, ecco. Beh, grazie Andrea, adesso noi andiamo a trovare, a fare visita un tuo collega che ha attivato un sistema di protezione attiva. Siamo sempre qua in Romagna, sempre in Comuni di Ravenna, però parliamo di gestione del rischio con Stefano Francia, lo sentiamo subito dopo pubblicità e riparleremo ancora di questi problemi che ci sono in campo in questo periodo.
Allora, siamo all'inizio di campagna, quindi fioritura in atto, ancora non ci sono certezze per chi volesse assicurare i propri frutteti, quindi la gestione del rischio in agricoltura. Cosa sta avvenendo a livello governativo, ma anche in chiave locale, e le associazioni che si occupano di garantire e assicurare ai produttori un aiuto per la forma assicurativa delle colture frutticole. Ma è una campagna sicuramente anticipata anche per le temperature che abbiamo avuto nel mese di febbraio e anche nel mese di gennaio. Ad oggi non c'è ancora il piano di gestione dei rischi approvato da parte della conferenza Stato-Regioni e del Ministero. In questi giorni continueranno incontri nella conferenza Stato-Regioni per trovare una sintesi del documento annuale. Cosa sta accadendo ad oggi? Accade che comunque le culture sono in un anticipo vegetativo importante. Per quello che riguarda invece la disponibilità di prodotti sul mercato, le compagnie assicurative vediamo come negli ultimi anni dimostrano scarso interesse per assicurare le culture. Questo è dovuto al fatto che negli ultimi anni i sinistri premi per le catastrofali sono aumentati e le problematiche non sono state solo le gelate ma anche le siccità. Cosa fare ora? Nel nuovo piano assicurativo noi avevamo auspicato che Agricat funzionasse assieme alle polizze, quindi per gli assicurati avere un vantaggio nel valore assicurato preso dalla polizza e risarcito in base alla polizza e non in base al valore Agricat. Così non è accaduto, ma da quello che ci viene detto dal Ministero dal 2025 sarà così. Questa sarà la vera chiave di svolta da mettere in campo sulla gestione passiva. Sulla gestione attiva invece, assieme a Regione Emilia-Romagna, è il quarto bando che esce per la difesa attiva, quindi ventoloni, sistema antibrina, rete antigrandine, tutti quei sistemi per difendere le culture. Da 1 milione di euro che eravamo partiti nel 2019, oggi siamo a ben 10 milioni di euro e nell'ultimo piano di rilancio del settore ortofrutticolo sono stati destinati 70 milioni di euro, dei quali 45 alla difesa attiva. Sempre più quindi la gestione del rischio sarà integrata, difesa attiva e passiva. Bisognerà gestire in campo al meglio la parte attiva e riuscire poi con la parte assicurativa a gestire la parte catastrofale che non si riesce a gestire con la difesa attiva. Stessa cosa vale sulle altre culture, serve allargare la base assicurativa su tutto il territorio nazionale, inserire anche culture che ad oggi scarsamente vengono assicurate, perché solo così c'è la sostenibilità del settore assicurativo.